Buongiorno e bentornati. Oggi siamo su cima a Col Duro, 2033 metri sul livello del mare e siamo secondo me in un posto per me stupendo, unico. Adesso vi farò vedere il panorama. Qui davanti abbiamo il Monte Pelmo, stupendo, sotto il paesino di Zoppè di Cadore. Qui abbiamo appunto Civetta, Moiazza. Poi abbiamo qui di fronte abbiamo anche Castello di Moschesin, Tamer, San Sebastiano. Abbiamo là in fondo anche Schiara, Pelf. Qui abbiamo gli Spitz di Mezzodì. Qui ragazzi, bellissimo, proprio di fronte il gruppo del Bosco Nero, è bellissimo e imperioso Sasso di Toanella, cima Bosco Nero. Abbiamo gli Sfornioi, si vedono anche, intravedono i gendarmi, Sasso Lungo di Cibiana. Guarda, di qui davanti abbiamo il Monte Rite, appunto raggiungibile lì che c'è Passo Cibiana, raggiungibile Passo Cibiana, con comoda passeggiata dove c'è il museo sopra. E qui davanti, signori, magnifico Re Antelao, poi lì abbiamo Cima Scoter e Sorapis, poi insomma lì di fianco abbiamo anche la Croa da Lago, le Tofane si intravedono là in fondo, grandissimo panorama davvero, assolutamente merita la visita e la fatica. Siamo partiti da Vodo di Cadore per il sentiero 478, poi abbiamo intercettato l'alta via numero 3 e in corrispondenza di Valle Inferno abbiamo preso la deviazione per Col Duro e insomma è un bel dislivello da Vodo di Cadore, circa 1200 credo se non ricordo male, quindi però assolutamente è un 360 di tutto rispetto dolomitico, come si suol dire. Bene, allora adesso un po' di riposo e poi scendiamo giù al rifugio Talamini per il pranzo, che è appunto il rifugio più vicino che è anche lungo l'Alta Via, che vi consiglio di fermarvi lì per mangiare, che merita. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie.